Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia di Massimo Varini, che è il presidente dell'associazione ASD Accademia Scacchi Trieste. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Lo scorso fine settimana, no? Si è tenuto un torneo che è durato credo 3 giorni, quanto? 3 giorni, 2 giorni e mezzo di partite, 3 giorni organizzativi comprese le iscrizioni. Allora, intanto diciamo che cosa ha raccontato, che cosa ha raccontato degli scacchi e degli scacchi a Trieste questo torneo e chi vi ha partecipato? Questo torneo ha come peculiarità il grande comfort per i giocatori. La locazione nel Sala Tergeste dell'Hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste è una delle vetrine migliori che possiamo offrire agli scacchisti. Abbiamo anche delle immagini che quando la regia crede, eccole pronte. E quindi è il primo torneo dell'anno, accademico, agonistico, se vogliamo, mi pare della regione, sicuramente di Trieste, è uno dei primi anche del panorama delle federazioni europee. È un torneo che ha avuto alti e bassi, chiaramente la pandemia ha penalizzato non solo il nostro ma tutte le attività sportive, ma è molto molto gradito. Infatti il successo clamoroso di quest'anno è avvenuto, pensate, nell'ultima settimana di iscrizioni. Cioè c'è stato un incremento? C'è stato un incremento di veramente più del doppio degli iscritti precedenti, sono arrivati negli ultimi giorni. Questo che cosa significa? Significa che nell'immaginario degli scacchisti limitrofi, insomma, ma anche se sono arrivati da Francia, da Austria, da più lontano, è una garanzia. Loro lo sanno che c'è e decidono all'ultimo momento proprio per la grande affidabilità del posto e dell'organizzazione. Allora, noi abbiamo visto alcune immagini e stupisce che, come sempre, fra l'altro, ai tornei di scacchi partecipano persone di tutte le età, da gente, mi scuseranno quelli che si saranno riconosciuti, da gente meno giovane ecco, a gente invece più giovane. E mi pare di capire anche che rispetto ad altre realtà non ci sia una differenza, non ci sono tornei esclusivamente per giovani, sono tutti assieme, ecco, si vede anche dalle immagini. Gli scacchi hanno chiaramente le categorie giovanili, la categoria femminile per gli over 65, 55, ma esistono i tornei cosiddetti open, aperti a tutti, e gli scacchi hanno una rarità in positivo di riunire atleti di tutte le età, ma anche disabili, ma soprattutto questo abbattimento della barriera generazionale. Nel nostro torneo c'è stato il più piccolo di 10 anni e il meno piccolo di 80 anni. Ma per esempio un ragazzino deve, non so, non è che uno possa iscrivere, come funziona? Nel senso, c'è una sorta di, come posso dire, di graduatoria, ci sono delle... Sì. Come funziona da quel punto di vista? Ci sono le iscrizioni alle federazioni nazionali, noi parliamo della nostra italiana, che prevede il tesseramento per i bambini di almeno 6 anni di età, anche se ci sono dei piccoli genietti che giocano anche a 5 anni. Quindi la struttura poi anche agonistica prevede tornei dai 6 anni in su e ci sono delle fasce di età giovanili di ogni 2 anni che potrebbero percorrere un po' lo sviluppo di quello che è il cervello dei bambini, perché ovviamente uno di 6 anni non riesce a capire tutto della tattica, della strategia come uno di 10 e quello di 10 non può capire come quello di 12. Che col progredire delle... Esatto. Sì, certamente, è verissimo. Però il torneo Open prevede l'iscrizione libera a qualunque tesserato di una federazione straniera, nazionale, internazionale, che sappia giocare, che rispetti le regole degli scacchi, quindi da 0 all'infinito.
Come si insegnano gli scacchi? Perché superficialmente uno potrebbe accontentarsi di capire come si muovono i pezzi e basta, cioè l'alfiere muove in diagonale, la torre in orizzontale o in verticale, se non mi sbaglio, Bravo. il cavallo fa quella roba stranissima, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è che cosa viene, mettiamola così, che cosa viene dopo? È facile imparare gli scacchi. Il metodo da nonno a nipote, in mezz'ora si insegnano i movimenti, uno può già divertirsi. Poi dipende se l'allievo è adulto o è bambino. Per il bambino bisogna fargli fare tanta pratica di gioco e limitare la parte ortodossa dell'insegnamento con la lezione frontale e la spiegazione. Mentre per l'adulto lo spiegone è più digeribile, però anche per gli adulti ho sperimentato che mezz'ora di insegnamento, poi una pausa e poi mezz'ora di gioco per provare a mettere in pratica quello che si è appena imparato è la cosa migliore. Naturalmente poi man mano aumenta l'abilità e la maestria del giocatore, diminuisce la parte pratica e aumenta quella teorica. Ad esempio, il principiante deve giocare tanto, deve fare ore di volo per capire i meccanismi, controllare la scacchiera. Il campione del mondo invece deve dedicare tante ore di studio per preparare nuove varianti, nuove mosse a sorpresa per gli avversari, perché sa già tutto della strategia e delle tecniche. Ma è vero che le partite vengono anche codificate in qualche modo, cioè che possono essere in qualche modo riprodotte ed eventualmente su uso un termine che non è proprio, poi lei mi corregga, su un codice iniziale poi ci sono delle varianti? Sì, le partite di scacchi sono decodificate da una scaccografia algebrica che non è nient'altro che le coordinate alfanumeriche, come le parole crociate, come la battaglia navale. La battaglia navale. Esatto. E quindi con una penna uno scrive su un formulario le mosse, perché la partita deve essere legale, al termine viene firmata da entrambi i giocatori e l'arbitro poi archivia queste partite. Al giorno d'oggi ci sono delle scacchiere elettroniche dove uno, eseguendo la mossa, automaticamente la scacchiera ha dei magneti sotto, registra la mossa e la può spedire ad esempio in internet, dove il torneo ha un suo portale e si vedono in tutto il mondo potenzialmente le partite. Ecco, lei ha toccato una questione che era stata già toccata proprio sabato in una intervista che lei ci ha rilasciato, cioè il fatto che parecchi giovani possono avvicinarsi agli scacchi ed eventualmente anche affinare insomma, il proprio metodo, eccetera, anche grazie appunto al computer, grazie alla rete, eccetera. Sì, ci sono degli strumenti informatici, programmi per computer, ma anche delle app sugli smartphone, sui telefoni cellulari, che permettono a chiunque, anche a un principiante, di confrontarsi con un giocatore virtuale, che in questo caso è un calcolatore, insomma un programma da computer per intenderci, che è fortissimo. Al giorno d'oggi il computer batte l'uomo, ma in una maniera senza precedenti. A metà degli anni 90 Kasparov ancora combatteva quasi alla pari col prototipo Deep Blue dell'IBM, ma in questi ultimi 20 anni sarebbe come tentare di fare una gara di corsa con una Ferrari, insomma, ecco. E questo permette al bambino, velocissimo, con la sua manualità, di giocare a scacchi, ma non solo contro il computer, ma anche con altri giocatori in tutto il mondo. Ci sono già frutti di tutto ciò per quanto riguarda i tornei, eccetera? Cioè si assiste, che ne so, un'età media molto bassa dei campioni, eccetera? Cioè, siamo già a questo... Il campione del mondo di qualche anno fa, che era Carlsen, Magnus Carlsen, era la generazione proprio ultima dei libri di scacchi, ma già usufruiva tantissimo questi computer, queste app. Era diventato fortissimo da giovane, dopo un periodo di studi con l'ex campione del mondo Garry Kasparov, affinando col computer poi tutte queste cose apprese, è diventato campione del mondo a 20 anni, adesso ne ha 30 e lo è stato per 6 anni. Adesso vediamo ragazzi soprattutto dell'India, perché poi il fenomeno cinese che si pensava dopo ex Unione Sovietica, dopo i russi,
In realtà non sono riusciti, a parte singoli gran maestri, a raggiungere i vertici. Adesso invece è l'ondata degli indiani. Gli indiani negli ultimi 15 anni sono super fanatici di scacchi, hanno avuto un campione del mondo, Anand, si chiamava così anni fa, e hanno sviluppato. Adesso girano per l'Europa bambini di 12 anni indiani fortissimi. Approfitto per dire che poco tempo fa, neanche meno di un mese fa, il nuovo campione del mondo è Gushek, che è un indiano giovanissimo. Allora, per quanto riguarda invece la storia degli scacchi a Trieste, è una storia importante, è una storia che vede anche parecchie realtà, diciamo, sul panorama cittadino e non solo, insomma, perché poi dopo, appunto, anche per quello che lei ci ha detto, i confini, specialmente per quanto riguarda gli scacchi, sono sempre molto labili, perché appunto con i computer c'è tutta questa possibilità. Ci sono anche altre realtà nuove, del resto noi ce ne eravamo occupati, credo, la scorsa estate, anche c'era un torneo fatto proprio qua in seminario, quindi c'è molta, come dire, c'è molta attività, insomma, grande diffusione diffusione degli scacchi. C'era sempre, no? Non così, okay. Dopo la pandemia c'è stato un boom, perché le persone costrette a casa, cucinare, fare ginnastica e giocare ai videogiochi o studiare, hanno provato gli scacchi, e i portali in internet hanno raddoppiato, alcuni triplicato gli utenti. Si parla di milioni e milioni di scacchisti appassionati, diciamo, in tutto il mondo. E noi scacchisti di una certa generazione temiamo il fenomeno gioco in internet, perché perché in una giornata piovosa invernale, invece che andare come si faceva una volta, adesso senza far pubblicità dico, al Caffè San Marco a Trieste, a fare la partita, uno rimane a casa e gioca in internet. E Trieste vedeva, io testimone da giovane negli anni 80, ricordo bene 5 o 6 realtà scacchistiche, il Circolo Costalunga, Opicina, Muggia, questi caffè antichi, la Società Scacchistica Triestina, che è quella storica, 100 anni di storia, da dove tutti proveniamo un po'. Infatti anche l'accademia che io ho fondato 15 anni fa è, diciamo, una costola di questo circolo storico. E le generazioni cambiano, e recentemente, dopo questo grande boom, le esigenze anche delle scuole di introdurre gli scacchi, i progetti europei che hanno stimolato, a Trieste è nato un terzo polo scacchistico, che posso citare, che è il Laboratorio Scacchi, e quindi siamo 3 realtà iscritte alla Federazione Scacchistica. E con questa nascita evidentemente ci sono grandi ambizioni, un po' di tutti, chi vuole conservare le tradizioni, circoli precedenti, chi ha grandi ambizioni, quelli nuovi, e secondo me c'è spazio per tutti. Trieste offre un panorama scacchistico che è tradizionale, mitteleuropeo, ai confini coi Balcani, delle grandi tradizioni, e quindi secondo me, aggiustando le date che sono ambite da tutti, perché le date delle vacanze per fare i tornei, abbiamo un grandissimo torneo che è quello di settembre della Società Scacchistica, di cui approfitto per dire che sono il fondatore, che poi ho lasciato nelle mani della Società Scacchistica, che ha sviluppato col signor De Cleva Gianni benissimo negli anni. E poi c'è questo torneo ormai a 8 edizioni del Savoia Hotel, che è un salotto degli scacchi, e so che questo laboratorio ha messo sul panorama un Piccola Fenice, che è una sala bellissima, che sono curioso di vedere come si svilupperà negli anni. Abbiamo ancora tempo per una riflessione che faccio fare anche a lei, perché tutto sommato la fanno tutti i rappresentanti delle associazioni sportive che vengono a trovarci. Immagino che anche voi, e questo può sembrare ancora più strano per certi aspetti, la burocrazia sia altro che uno scaccomatto, insomma. Sì, l'altro anno è entrata in vigore una legge ereditata dal governo Draghi, che lui, se ho capito bene, ha recepito da normative e pungoli europei, di inquadrare tutte le società sportive come piccole aziende. Quindi siamo in prossimità il prossimo anno di partite IVE, di contratti per gli istruttori, per gli atleti, assicurazioni, il che crea una scrematura terribile a danno dei circoli piccoli amatoriali che devono diventare professionali, e questo sarà una falcidia di tante realtà.
E intelligentemente, secondo me, converrà magari riunirsi per avere un unico commercialista, un'unica sede. Sì. Ecco, ma è una visione un po' utopistica, è giusto che ognuno abbia la sua bandiera, ma costerà cara questa bandiera nel futuro. Allora, abbiamo tempo ancora? No, in realtà abbiamo un po' più di tempo. No, volevo, abbiamo un minuto in realtà, però lo stesso si può fare una... quanti modi di dire che noi utilizziamo giornalmente sono mutuati anche, no, dal mondo degli scacchi, arroccamento, mi viene in mente. Uno si è arroccato nelle sue posizioni, vuol dire è andato in difesa, e una persona si sente sotto scacco quando è vulnerabile, ha delle debolezze. Un'idea dei titoli che noi possiamo ricamare utilizzando. Poi c'è la famosa shakespeariana, il mio regno per un cavallo, perché per poter scappare uno rinuncia a tutto, insomma, e ce ne sono tantissimi. Il cavallo è quello più affascinante, no? Il cavallo è quello più affascinante, sì. Anche perché può saltare, torna indietro. Ma ecco, ultima, il pedone è così inutile? No, il pedone in realtà ha un potere enorme, perché quando raggiunge la fine della scacchiera dopo il suo percorso, l'ottava traversa, può essere promosso a un pezzo maggiore, anche regina, non re però. Ecco, una cosa approfitto di dire che la regina Isabella di Castiglia aveva creato lo scaccomatto, cioè il re non si può mangiare, non si può eliminare, perché il popolo non poteva pensare nemmeno nei giochi di poter e ha dato potere alla regina, perché in quell'epoca la regina d'Inghilterra e quella di Spagna dominavano il mondo. Grazie allora a Massimo Varini per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Noi adesso andiamo in pubblicità come sempre e poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca ancora con questioni collegate al monossido di carbonio. È stata evacuata una palazzina, 8 persone sono finite all'ospedale per l'esalazione appunto di monossido di carbonio, un episodio in un condominio di via Torrebianca è successo questa notte sul posto Vigili del Fuoco e 118. Purtroppo un altro caso di fuga di monossido di carbonio, siamo in via Torrebianca al civico 13, una palazzina di 4 piani è stata evacuata, quindi 8 condomini nella notte sono stati portati all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, nessuno è rimasto intossicato, però la paura c'è stata. Una tragedia sfiorata. Dopo il caso del 30 dicembre in una palazzina di via Crispi dove un uomo perse la vita per le esalazioni da monossido di carbonio e 11 persone rimasero intossicate, ecco che stanotte in un'altra zona centrale di Trieste è stata rilevata nell'aria la presenza del gas killer. Stavolta fortunatamente nessuna vittima, ma è stata una notte da incubo per i condomini che sono stati fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, l'allarme è scattato dopo la segnalazione di un rilevatore installato in un bed and breakfast del palazzo. In tal modo i soccorsi sono stati allertati direttamente dallo stesso dispositivo. Così i pompieri medici del 118 sono arrivati sul posto in tempo e hanno fatto uscire le persone dalle loro abitazioni. La casa vacanze invece era chiusa, nessun ospite all'interno. Gli 8 condomini evacuati sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Dagli accertamenti medici è emersa l'esposizione al gas, ma non in quantità sufficiente per un'intossicazione. Nella palazzina di via Torrebianca i vigili del fuoco hanno individuato la perdita e la presenza del monossido di carbonio. Il gas era nell'aria, ma i pompieri hanno subito interrotto la propagazione. Scossi e impauriti i residenti del condominio che hanno passato la notte in ospedale. Non solo la palazzina, anche il negozio a fianco ha subito le ripercussioni dell'incidente. Sono stata chiamata questa notte perché appunto c'è stata questa perdita di gas e quindi insomma siamo corsi giù e c'era una leggera presenza anche in negozio qui da noi. Quindi lei lavora qua di fianco? Sono qui.
proprio qui a fianco, sì. Cosa le hanno detto i pompieri? Sono intervenuti anche in negozio per assicurarsi della vostra salute? Sì, sono entrati, hanno fatto i rilevamenti e in fondo al negozio, la parte magazzino bagno, c'era una leggera presenza di monossido. La prima cosa che abbiamo pensato è ci mettiamo un rilevatore subito, anche a casa ce lo metteremo perché fa preoccupare. Allora, sempre cronaca, la cosiddetta truffa del finto avvocato ha colpito ancora. Nei giorni scorsi una signora anziana è stata vittima del raggiro. Le sono stati rubati 7.000 euro più monili in oro e il telefono cellulare. Indagano i carabinieri. La truffa del finto avvocato e dell'incidente ha provocato una nuova vittima. A subire il raggiro è stata una persona anziana in un appartamento di via Santo Gavardo. Il truffatore si è finto un avvocato giunto dalla donna per notificare un fittizio avvenuto incidente a un parente che, per essere risolto, avrebbe necessitato del versamento di un'ingente somma in contanti. Tutto inventato di sana pianta, naturalmente, ingannando l'ignara vittima che è stata derubata della cifra di 7.000 euro e vari monili in oro, nonché del telefono cellulare. Ad accorgersi del fatto è stato il nipote che, andando a trovare la parente, ha sorpreso nell'abitazione l'uomo che si è divincolato alla vista del ragazzo, fuggendo con ancora in mano il telefono della vittima del raggiro. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri del comando di via dell'Istria. Per le indagini è stato coinvolto anche il nucleo investigativo dell'Arma. Andiamo adesso in via San Marco perché durante la notte sono stati scassinati i distributori automatici nella sede della ditta Mari Mazzaroli. Indagano i carabinieri, anche in questo caso vediamo il servizio. L'altra notte sono entrati e hanno rotto la serratura qui del locale ristoro, hanno scassinato i distributori automatici, l'avevano già fatto un anno fa. Una scia di furti che non si ferma più. Dopo i recenti blitz nelle abitazioni del rione di San Vito, ma anche in diverse altre zone della città, stavolta è stata colpita la sede della ditta Mari Mazzaroli di via San Marco, zona Campi Elisi. Scassinati 2 distributori automatici dell'area ristoro di proprietà della società Illiria, i cui tecnici erano sul posto questa mattina per effettuare le riparazioni. Il furto è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì. I ladri sono riusciti a entrare nella sede dell'impresa di costruzioni. Dopo aver forzato la porta della stanza dell'area ristoro, i malintenzionati hanno scassinato i distributori di cibo e bibite, portando via circa 60 euro in monete. Poi i ladri si sono dileguati. Sul caso indagano i carabinieri. Quella notte è intervenuta una pattuglia della stazione di Borgo San Sergio che ha effettuato i primi rilievi. Non è la prima volta che la ditta in questione viene colpita. Lo stesso danno era stato riportato esattamente un anno fa, nel gennaio del 2024. I responsabili della ditta hanno raccolto il materiale video delle telecamere installate nel sito e lo hanno trasmesso ai carabinieri. Sfortunatamente pare che i ladri siano riusciti a sfuggire dal raggio d'azione dei circuiti di videosorveglianza. Immagini di videosorveglianza, telecamere che possono aver beccato i movimenti di queste persone? No, le abbiamo controllate, ma qui dietro non abbiamo telecamere, quindi le abbiamo solo nel piazzale davanti e quindi non c'è niente nelle telecamere. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale dove ci aspetta l'agente scelto Marco Cernecca che saluto, ringrazio e al quale cedo appunto la linea per le comunicazioni che riguardano traffico e viabilità. A lei, agente Cernecca, buongiorno. Allora penso che dovremmo perfezionare il collegamento perché io non sento l'agente Cernecca, allora andiamo pure avanti e poi recuperiamo. Allora, c'è stato, come sapete, il pronunciamento del TAR. Pronto? No. C'è stato il pronunciamento del TAR che ha accolto 2 ricorsi contrari al progetto della cabinovia. Il comitato Nuovo Via non scende al momento sul piede di guerra, attende piuttosto le risposte della Regione alle 2 sentenze e si concentra su un altro fronte, quello del passaggio dei finanziamenti dal PNRR al Ministero delle Infrastrutture, fino a lanciare una provocazione. Voglio sottolineare anche che cadendo le ragioni adotte per bocciare il referendum, quello di dire non si può fare il referendum perché sono fondi PNR, non esiste più. Quindi riproponiamo il referendum.
William Starz, presidente del Comitato Novo, via la butta là, ma è palese che al momento, dopo la doppia sentenza del TAR che impone alla Regione di riconsiderare le autorizzazioni ambientali al progetto, il popolo dei contrari alla cabinovia non canta vittoria ma prudentemente aspetta. La partita è aperta e quindi dobbiamo monitorare, stare attenti e non perdere un colpo. Ecco. Due sono i fronti. Il primo appunto concerne il passaggio dei finanziamenti dal PNRR al Ministero delle Infrastrutture. La cabinovia era finanziata con finanziamenti del PNRR e seguiva procedure di PNRR. Venendo meno questo finanziamento, quali saranno le nuove procedure? Cade il progetto di fattibilità tecnica economica approvato? Cade la gara? Cade il contratto con la Leitner? Poi appunto la questione TAR. Il Comitato attende di conoscere le risposte che Regione e conseguentemente il Comune daranno alla sentenza emessa a metà dicembre, accogliendo 2 dei ricorsi presentati. Noi siamo in attesa di vedere le risposte che daranno sia il Ministero delle Infrastrutture, quindi se ci salterà fuori sia il decreto col quale si prende atto del mancato finanziamento PNRR e l'eventuale decreto che reperisce i fondi sostitutivi. Starz non sembra particolarmente colpito da quanto dichiarato qualche giorno fa dal senatore pentastellato Stefano Patuanelli, secondo cui del finanziamento del Ministero non vi sarebbe traccia. I soldi, dice Starz, alla fine si troveranno. Piuttosto rimanda ancora una volta alla questione che potrebbe essere dirimente. Quando avremo contezza e avremo modo di vedere i documenti che verranno presentati, ci riserviamo di fare le azioni che abbiamo fatto fino adesso. Primo, informare l'opinione pubblica. Secondo, rispondere adeguatamente con i componenti del nostro comitato scientifico se ci saranno elementi da contestare. Allora, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, linea all'agente Scelto Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la mattinata che è stata, diciamo, abbastanza tranquilla per quanto riguarda richieste di interventi. C'è stato, chiaramente la chiusura della galleria comporta un notevole afflusso di traffico sulla via del Bosco, Piazza Garibaldi, la galleria San Vito, per cui sì, insomma quella zona era molto attenzionata anche dalle nostre pattuglie, però non abbiamo registrato intralci o diciamo degli arresti della circolazione. Come segnalazioni ricordo che Acegas ci ha avvisato di un lavoro urgente in via Nicolodi, intersezione via Miramare, per manutenzione rete gas, e altre cose, oltre appunto alla chiusura della galleria, non avrei da ricordare. Quindi chi si appresta a quelle zone, diciamo, chiediamo di cercare percorsi alternativi appunto per dopo non andare a imbottigliarsi oppure appunto a incrementare il traffico su quelle direttrici che avevo citato poco fa. Per questo null'altro, ritornerei la linea. Perfetto, grazie agente Cernecca, buona giornata e buon lavoro. Grazie, salve. Sabato 11 gennaio torna la giornata dell'infanzia promossa dal Comune per consentire alle famiglie di scoprire i dettagli dell'offerta educativa promossa dalle strutture comunali e da quelle convenzionate. Sabato 11 gennaio è in programma la giornata dell'infanzia, l'attività organizzata dal Comune di Trieste che permette alle famiglie di poter conoscere da vicino le strutture educative e le offerte didattiche dei servizi 0-6 anni, nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, spazi gioco, sezioni primavera e scuole dell'infanzia comunali paritarie. Anche quest'anno l'evento si svolge interamente online sui canali istituzionali del Comune di Trieste, quali la pagina Facebook e il canale YouTube, che già da oggi sono attive, con le informazioni di base che rimandano l'appuntamento. Nel corso della diretta si potranno conoscere molti dettagli utili alle famiglie. Verranno appunto illustrate le scuole, le strutture, il funzionamento, il servizio mensa, le iscrizioni, in modo tale da dare alle famiglie un panorama il più ampio, il più completo possibile per poi decidere l'iscrizione dei bambini.
bambini. Quest'anno coincideranno gli Open Day dei ricreatori con quello dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia e noi guardiamo a tutto questo mondo con grande attenzione, perché riteniamo che sia un patrimonio, come dicevo, della città, che ci consente di accompagnare bambini e ragazzi verso i gradi superiori di istruzione, ma anche di gettare i presupposti per una crescita individuale, quindi collettiva, e un concetto di cittadinanza maturo e consapevole. Credo che di questo ci sia grande bisogno. A seguire, tra lunedì 13 e venerdì 17 gennaio si svolgeranno gli Open Day, con un calendario di incontri e la possibilità di visitare di persona le strutture educative comunali. La novità di questa edizione è la partecipazione di tutti i servizi, compresi i ricreatori. Per il calendario è possibile rivolgersi alle strutture o ai siti istituzionali www.triesteducazione.it e www.comune.trieste.it. Infine, da lunedì 13 e lunedì 3 febbraio, le iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l'anno 2025-2026 saranno aperte esclusivamente online attraverso il portale iscrizioni dalla homepage del sito www.triesteducazione.it. Per il momento ci fermiamo per la pubblicità, poi rimanete però con noi perché ci sono altri servizi che vi aspettano, quindi ci vediamo fra un po'. Rientriamo in studio. È morto a 20 anni per un infarto mentre viaggiava in A4 tra Cessalto e San Donà di Piave con la famiglia. È successo nelle prime ore del mattino di domenica. La vittima è il triestino Luca Parodi, giocatore di baskin della squadra dei Bazinga. A ricordarlo il responsabile della compagine giuliana, Giulio Pituzzi. Luca aveva una maniera del tutto particolare di vivere il baskin, la vita e il gruppo, una maniera molto simpatica, divertente e giocosa. La sua battuta, il suo motto, oserei dire, che usava spesso con noi, anche con gli altri gruppi di cui faceva parte: che bello essere qui. Questo esemplifica un po' la sua maniera di vivere e quello che poi ci ha donato e che ci resterà. La comunità del baskin e della Trieste sportiva tutta è in lutto per la morte di Luca Parodi, ventenne triestino colto da un infarto mentre viaggiava in macchina sull'autostrada 4 con mamma, papà e il fratello di 17 anni. A ricordarlo con affetto, mettendo in luce la positività d'animo del ragazzo nonostante gli ostacoli che la vita gli aveva messo di fronte, è Giulio Pituzzi, responsabile della compagine triestina del Bazinga Baskin, la disciplina cestistica che vede giocatori normodotati e con disabilità giocare assieme. Uno sport e una comunità in cui il giovane aveva trovato soddisfazione e una grande comunità di amici e divertimento. La tragedia si è consumata nel tratto di strada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste, dove la famiglia stava rientrando. Luca si è sentito male e il padre si è fermato subito lungo la corsia d'emergenza allertando i soccorsi. Il ventenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà, ma è morto poco dopo il ricovero. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Per la famiglia e i tanti che hanno condiviso momenti di gioia con lui, un dolore profondo e indefinibile a parole. È del tutto inaspettata e non possiamo far altro che abbracciare caldamente tutta la famiglia, gli amici, tutti quelli che l'hanno conosciuto e che l'hanno apprezzato in questi anni. C'è stata un'ennesima aggressione al personale sanitario, è rimasto ferito un infermiere in servizio notturno al pronto soccorso di Monfalcone. L'aggressore, un marocchino già noto alla polizia, ha estratto un coltello ma è stato arrestato. Ancora un'aggressione al personale sanitario al pronto soccorso di Monfalcone. Il fatto è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio attorno all'1. Un uomo di origine marocchina, trovato in stato di alterazione in Piazza della Repubblica, è stato accompagnato dagli agenti del commissariato all'ospedale San Polo, dove è stato trattenuto in osservazione. Qui l'uomo ha cominciato a dare incandescenze, danneggiando gli arredi del pronto soccorso ed estraendo infine un coltello. Un infermiere è riuscito a disarmarlo, riportando però contusioni
aggressioni nella colluttazione. Per lui la prognosi è di 8 giorni. L'aggressore, che a metà dicembre si era reso responsabile di un episodio analogo, è stato arrestato dalla polizia. Il sindacato CISL Funzione Pubblica, tramite il segretario Giorgio Jurkic, esprime solidarietà al lavoratore ferito e torna a porre l'accento su un fenomeno, quello delle aggressioni ai sanitari, che non accenna a diminuire. Sono atti, scrive Jurkic, che creano insicurezze tra il personale, allontanando i giovani dalle professioni sanitarie già in grossa crisi. Basti pensare alla carenza in Asugi di ben 100 infermieri. Secondo i dati raccolti dallo sportello di un altro sindacato, la UIL FPL, nel 2024 in Friuli Venezia Giulia le aggressioni al personale sanitario sono state 400, con una netta prevalenza di vittime tra le donne. Andiamo a rivedere quello che è successo ieri, primo giorno di chiusura della Galleria Sandrinelli. In questo momento, esattamente in questo momento, i vigili urbani hanno chiuso la strada, da ora in poi nessuno può passare più per la Galleria Sandrinelli. Erano da poco passate le 8:30 quando è stato dato l'ordine, galleria chiusa in entrambi i sensi di marcia per tutta la settimana. Automobilisti, scooteristi, pedoni, ciclisti, tutti gli utenti della strada dovranno scegliere altre vie per raggiungere posti di lavoro, scuole o qualsiasi altra meta a Trieste. Spazio dunque alle verifiche sulla condotta idrica da parte di Acegas, APS Amga, un monitoraggio dei sottoservizi considerati vetusti e ammalorati. I controlli di questa settimana serviranno a individuare l'area di intervento all'interno della galleria per poi decidere dove operare i successivi scavi, poi la prossima fase del cantiere con l'opera di risanamento, un intervento finanziato da risorse PNRR per la riqualificazione della rete idrica. La galleria fra le piazze Goldoni e Sansovino sarà percorribile esclusivamente dagli addetti ai lavori, autobus, pullman, mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. All'interno della galleria verrà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. E siamo sbucati dall'altro lato, piazza Sansovino, solo gli autobus e i mezzi di soccorso possono passare, eccoli qui che attendono il semaforo verde, ovviamente polizia locale sul posto anche da questo lato, proprio perché la chiusura è avvenuta da pochi minuti, di conseguenza bisogna chiaramente presidiare l'area a garanzia appunto che tutto funzioni. La chiusura della Galleria Sandrinelli, peraltro ampiamente annunciata, provoca comunque qualche disagio. Diverse le vie del centro cittadino dove si è subito registrato un aumento del traffico con il formarsi di inevitabili code, come in via della Madonnina. A fine 2024 il Comune ha approvato il progetto di fattibilità della rotonda che sarà realizzata in Viale Campielisi all'incrocio con Via San Marco. Nell'intersezione tra Via San Marco e Viale Campielisi è in progetto una rotatoria che servirà per sgravare il traffico, ma soprattutto evitare i troppi incidenti che si sono verificati nel tempo proprio in questa zona della città. Non è l'unica rotatoria che il Comune di Trieste e le autorità portuali stanno progettando, perché ce n'è una seconda che si trova qualche centinaio di metri più verso la zona industriale, esattamente vicino al centro commerciale Torri d'Europa. Per vedere pronta la rotatoria di Viale Campielisi, Via San Marco, bisognerà attendere la primavera del 2026. Il Comune punta ad avviare la gara d'appalto nei prossimi mesi, così da incominciare i lavori in estate. 8 mesi di cantiere previsti da contratto, se non ci saranno intoppi, porteranno alla conclusione del progetto nel 2026 con la nuova viabilità che interessa tanto Viale Campielisi quanto Via Svevo. I progetti non sono cosa nuova, bensì frutto di accordi presi già da alcuni anni. Entrambe le zone sono attraversate frequentemente da mezzi pesanti, ma anche da un traffico privato costante. Questo connubio ha portato nel tempo a una serie di problematiche e incidenti che la rotatoria punta ad eliminare o quantomeno a ridurre. Il progetto di fattibilità della rotonda di Campielisi è stato approvato negli ultimi giorni del 2024 dal Comune di Trieste, che ha stanziato 400.000 euro inseriti nel piano triennale delle opere. Negli obiettivi del progetto non saranno intaccati percorsi pedonali e ciclabili, così come la viabilità non sarà del tutto interrotta, ma subirà inevitabilmente qualche modifica. In entrambe le vie uno dei problemi principali è la velocità di percorrenza. Le rotatorie obbligheranno a una velocità moderata a beneficio di chi si immette dalle vie laterali e anche dei pedoni, per cui saranno anche realizzati nuovi attraversamenti pedonali.
Una di cronaca: nella serata dello scorso 2 gennaio la polizia ha proceduto al fermo di un giovane egiziano, classe 2006, senza fissa dimora per i reati di rapina pluriaggravata in concorso, resistenza pubblico ufficiale e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. Si tratta della conclusione, diciamo così, della rapina in largo Barriera Vecchia. Vittime avevano raccontato al personale operante della polizia che poco prima erano stati derubati di uno smartphone e di denaro contante. Gli operatori messi alla ricerca degli autori della rapina hanno notato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita dai ragazzi. Quest'ultimo, dopo aver tentato di reagire contro gli agenti, si è dato alla fuga, è stato comunque acciuffato, sottoposto a acquisizione personale che ha dato esito positivo. Completate le riqualificazioni e la messa in sicurezza di via Pisciolon a Muggia, le parole del sindaco Polidori. Bene, è stata riaperta già verso fine dicembre via Pisciolon dopo un periodo importante di lavori. Non è stata tecnicamente un'operazione semplice, abbiamo anche sforato un pochino con i tempi, perché è venuto fuori che il sottofondo praticamente nella zona del pavé non c'era, quindi abbiamo dovuto rifare anche una parte di fondo, di sottofondo, ma direi che da quello che si vede dalle immagini è venuto uno splendido lavoro, al di là del piccolo incidente, chiamiamolo così, di qualcuno che è passato sul cemento fresco, quindi ha lasciato il solco dello scooter, ma a prescindere da questo un'opera importante che sicuramente sarà apprezzata non solo dagli abitanti del posto, che hanno avuto dei disagi, ma anche da tutte le persone che dalla parte di Chiampore e dalla parte alta di Muggia scendono, soprattutto nella zona delle scuole. Un'opera importante, la messa in sicurezza anche e soprattutto direi del guarrei, che era da anni che era praticamente inservibile, che era inutilizzabile, quindi miglioramento anche dal punto di vista della sicurezza. Direi un lavoro ben fatto e un'opera che è costata comunque non poco, perché 150.000 euro per un impegno anche abbastanza difficoltoso per quanto riguarda la pendenza, per quanto riguarda la zona, il fatto di lasciare aperte le zone di passaggio per i residenti. Diciamo che è stata una cosa impegnativa, ma che ci ha dato soddisfazione per quanto riguarda il risultato. Andiamo avanti con i presepi dei nostri telespettatori, vediamo quello di Ambra Petrovic intanto, poi ne vedremo ancora uno. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way, bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle. E adesso vediamo il presepe di Eugenio Ambrosi. Altri presepi nell'edizione delle 19.30, a cui vi do appuntamento ricordandovi anche alle 18 Trieste in diretta. A più tardi, arrivederci.